Quindi intanto grazie a tutti voi per aver contribuito ciascuno con le proprie possibilità a fare un 25 aprile così bello. Vi confesso che io ho 47 anni, vivo da sempre a Caprino, un 25 aprile con così tanta gente in piazza, persino lassù, io non me lo ricordo. E poi ci ho messo pure Padre Eterno, ci ho messo con del tempo, quindi davvero per quanto mi riguarda un 25 aprile bellissimo. Quando alle scuole elementari si è avvicinata al 25 aprile, il maestro, il mio maestro, che era qua poco fa, adesso non vedevo, mi devo dire io, che parlava, si faceva leggere e lui faceva bene, farci studiare in cara memoria, la lapide dell'ignominia. Una lapide, come sapete, dedicata da un grande italiano, Piero Calamandrei, alla memoria del comandante partigiano Giusto Galiberti, in risposta ad Albert Kesselring, comandante delle truppe tedesche di occupazione in Italia. Lo avrai chiamato Kesselring, il monumento che pretende da noi italiani. Ma come pietra si costruirà a deciderlo tocca a noi. Non con sassi affominati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinelli riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne, che per 2 inverni non si dava, non con la primavera di queste valli, che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro come i macigni, soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adoravano per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci troverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Come allora anche oggi viviamo in effetti in uno stato di guerra permanente, una guerra del tutto differente rispetto a quello di allora, posso vero, ma non per questo meno violenta. Una guerra che potremmo definire diversamente violenta. Nel 1945 la guerra era limitata, oggi è economica e finanziaria. Anche allora come oggi la scelta della guerra fu una scelta di pochi e in molti la subirono.
Quei pochi che proprio grazie alla guerra, fatti i conti finali, accumularono allora e accumulano oggi ricchezze enormi. Allora la guerra si combatteva con i cannoni, con i carri armati, con le corazzate, con i cacciabombardieri. Oggi si combatte con gli spread, con gli indici di borsa, con i PIL e con le transazioni finanziarie. Ma le vittime, oggi come allora, sono esattamente le stesse. I popoli, la gente comune, le famiglie, le piccole e medie aziende. E anche oggi, esattamente come allora, questa gente comune continua a resistere, non molla, fa appunto oggi come allora resistenza. È la gente semplice, i lavoratori isolati, cassa integrati e precarizzati, le madri che fanno pagare un bilancio familiare sempre più esangua, gli imprenditori che alzano ogni giorno con fatica le loro saroceste o aprono i loro botteghi, i loro negozi, contro tutto e tutti, sotto le bombe quotidiane della borsa e del fisco. Infine i rappresentanti delle forze dell'ordine, che nonostante tutto, nonostante gli stipendi ridotti davvero all'osso e di quotidiani rischi personali e di quotidiani continui tagli di Stato, nonostante il disinteresse di una classe politica spesso cinica e corrotta, continuano a svolgere con spirito di sacrificio il loro dovere di servitori della giustizia e della libertà. Questa gente, tutta questa gente semplice,